It's Allah! Ultime direttive del signor Naseddu, arbitro, gruppo arbitri Coppa Trieste. Dirige lui quest'ultima sfida della serata Crazy League per quanto riguarda gli ottavi di finale. Ciao Franz, mitico raccattapalle. Qui sotto abbiamo l'Atletico Zip con le maglie del Borussia Dortmund, per intendersi gialloneri, contro il Pub Ambasciata Zappa Bomba in maglia giallo-blu. Li ringrazio per aver evitato le casacche, speriamo che non ci sia confusione tra le due formazioni. Diego Koren ha provato subito l'avventura con questa girata di sinistro. Prova Emanuele Buzzanca col numero 5 qui sotto, rimessa per Scotto Di Minico che ha un bolide da fuori niente male, lo prova subito, palo. Siamo stati premonitori, lui che già col tritolo del grande Nicolò Giraldi e di Maracchi tra gli altri qualche anno fa aveva vinto proprio su questo campo la Crazy Cup. Si fa vedere corto Marco Bertocchi, non viene però servito. Visintin, tocco di ritorno per Koren, c'è l'anticipo di Carlo Kenny, uno dei tre tesserati dell'Atletico Zip, l'altro è Federico Seibold in maglia 21 e Gabriele Spazzali in maglia 3. Attenzione adesso a questo sinistro, deviazione di Bertocchi, palla fuori di una virgola. Proprio Carlo Kenny, d'altra parte invece tesserati portiere Barbato numero 1 e appunto Marco Bertocchi in maglia 21. Adesso al limite dell'area. Morbido secondo palo, si coordina col destro. Ancora Marco Favento, ci ha provato lui. Non facilissimo l'intervento per Barbato che smanaccia, ancora angolo. Favento, primo palo, mette fuori Visintin. Marco Bertocchi, smista qui a destra. Buzzanca. Ancora Bertocchi. Vuole costruirsi il destro, va invece a sinistra con un bello spunto, guadagna il fondo. Bertocchi dentro l'area di rigore, defilato ci prova, ancora salvataggio dell'Atletico Zip col portiere. Ripropone Scotto Di Minico, l'anticipo perentorio qui di Carlo Kenny che se ne va. Gamba tesa, intervento falloso degli Zappabombe. E allora sesto minuto di questo primo tempo, ancora 0-0. Punizione battuta con Fabrizio Erbi che verticalizza, c'è però la chiusura di Visintin, allora Bertocchi per Koren, stop a seguire molto buono, anche lui defilato, gran palla all'indietro, Bertocchi col piatto, non c'è tocco. Bello il pallone di ritorno di Diego Koren col contagiri. Duello a 1000 all'ora tra Carlo Kenny e Cristiano Visintin. Bertocchi riceve proprio da Visintin, tocco di ritorno, linea di fondo, Visintin, ancora palo, il secondo della partita per i gialloblu. C'è Buzzanca, prova il destro con l'esterno, calcia sporco, mette fuori Spazzali. Scotto Di Minico. Verticale verso Koren, arriva l'anticipo secco, capito tutto Spazzali che poi parte col sinistro. Volo plastico anche per i fotografi ma efficacissimo di Barbato. Non era facile questo bolide da intercettare. E ritorna in avanti Pub Ambasciata Zappa Bombe. Koren vuole un doppio passo, arriva Viezzoli, raddoppia ancora Koren all'indietro. Non ci sono compagni, poi malinteso adesso nel recupero del pallone. La bordata impressionante di Buzzanca, tocca in calcio d'angolo il portiere. Mentre il buon Mattia Milazzi ci inquieta con la presenza del drone qui in quota. E intanto, mentre noi guardiamo la telecamera aerea, arriva il vantaggio degli Zappabombe con Diego Koren. 9 minuti di gioco e arriva il vantaggio dei gialloblu. Giocatori in campo meno concentrati di noi sul drone che sta sorvolando gli impianti di Borgo San Sergio. E soprattutto Diego Koren che con una zampata porta in vantaggio i suoi. E allora Atletico Zip che prova a riproporsi in avanti, gran palla questa, occhio al sinistro, che parata di Barbato, riflesso eccezionale
sul sinistro bomba di Favento da non più di 3-4 metri. Paratone davvero, già il secondo che Barbato sfodera con grande naturalezza. Grosso spavento per il Papa Ambasciata Zappabombe che mantiene il vantaggio e adesso ci riprova con Ivan Piselli, pescato da Bertocchi lungolinea. Koren, Bertocchi, pallone dentro, bella giocata questa, Ivan Piselli fa 2-0. Minuto 12, giocata con grande fluidità, gol non sbagliato ma salvato per meglio dire da una parte e raddoppio dall'altra. Questo è il pallone. E riparte l'Atletico Zip in doppio svantaggio adesso. Un po' severo il passivo però. Favento vuole la sponda, non riesce a servire Marco Kmet. Si allarga l'MLM, Ivan Piselli sulla fascia. Scotto di Minico pronto per l'eventuale tocco corto. Visintin preso in consegna da Kmet. La palla è per Piselli, sinistro. Posizione defilata ma riesce a centrare comunque la rete con l'aiuto credo anche del palo. È stata solo una sensazione acustica e non visiva visto che ero impallato sulla traiettoria. La sostanza non cambia, 3-0 Zappabombe e 2 minuti super per Ivan Piselli che in 100 secondi in pratica va a bersaglio 2 volte. Adesso inizia a diventare una forbice importante tra i giallo-blu e i giallo-neri che comunque hanno avuto chance. Adesso Viezzoli da fuori area, pallone che si perde di poco sul fondo. Manca sempre un pizzico di precisione e anche un po' di fortuna se vogliamo, viste le parate di Barbato in precedenza. 16 minuti in questo primo tempo, situazione decisamente appannaggio degli Zappabombe. Papa Ambasciata 3-0. Koren ha aperto le danze, scambia adesso con Ivan Piselli che ha fatto gli altri 2 gol. Pallonettino Visintin al volo, pregusta un super gol e invece la sfera si alza. Coordinazione non facile però, doveva anche aspettarsi l'eventuale liscio del difensore che in effetti poi è arrivato. Adesso Spazzali verticalizza Favento, Erbi viene incontro Viezzoli che riceve. Nuovamente Seibold per Spazzali che ha un po' di spazio, prova la battuta col sinistro, c'è la deviazione coi tacchetti di Visintin e il gol del 3-1 che se non riapre ufficialmente i giochi poco ci manca. Comunque accorcia le distanze l'Atletico Zip, importante questo gol a 5 minuti abbondanti dall'intervallo, salvo recupero. Pronto proprio Marco Bertocchi, centrocampista quest'anno in forza al Breg. Tocco corto con Koren, Bertocchi, spazio per il destro, cerca il tiro, palo clamoroso, il terzo per gli Zappabombe. Un po' di sfiga anche per i giallo-blu però bisogna dirlo, insomma 3 pali in un tempo non è cosa che succede spesso. Scotto di Minico, Visintin e adesso è stato il turno di Bertocchi. Riparte allora l'Atletico Zip, ancora -2 con la possibilità di ridurre ulteriormente lo svantaggio. Barbato sulla rasoiata di Favento. E stava arrivando Marco Kmet per la respinta corta. Adesso esce molto bene da questa situazione il Papa Ambasciata. Visintin, la finta su Favento, se la allunga un po', gli resta lì, cerca da terra di recuperarla. C'è stato un tocco di mano, dice Naseddu. Allora punizione per l'Atletico Zip. Qui un po' sfortunato anche Cristiano Visintin che aveva fatto una bella finta, poi però il pallone gli è sfuggito. Richiama il neo entrato Cristian Sartori a fermarsi come ultimo nella difesa, forse proprio Scotto di Minico potrebbe provare. Arriva il fischio dell'arbitro, parte invece Bertocchi col destro, ancora palo. Che palo ancora di Bertocchi, il quarto della serata per i gialloblu che ormai l'hanno deformato il palo di sinistra della porta dell'Atletico
25esimo che ormai è scaduto. Mette il fischietto in bocca a Naseddu, forse fa giocare ancora un po', invece dice che può bastare così. Intervallo allora di quest'ultimo ottavo di finale Crazy League per quanto riguarda questa serata. Domani ne avremo altri due, ricordiamo. 3-1 Zappabombe sull'Atletico Zip, Koren e 2 volte Piselli e rete di Spazzali a riaprire un po' i giochi. E allora ci siamo, Naseddu, fischietto in bocca, si riparte, secondo tempo di questo ultimo ottavo Crazy League della serata. Avanti il Pab Ambasciata Zappabombe in possesso palla, giallo-blu con Koren e doppietta di Piselli, tutto in un quarto d'ora, o meglio in 5 minuti tra il 9 e il 14esimo. Al 19esimo il potente e preciso diagonale di Spazzali a fare 3-1 per la cronaca, 2-3 grandissime parate di Barbato per il Pab Ambasciata e ben 4 pali. Credo Bertocchi comunque, anche se il numero 6 resta lì, Guardingo. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Bertocchi, tocco corto, Koren defilato, colpisce quasi col tacco, non riesce a trovare né la porta né dalla parte opposta il numero 8 Sartori. Rinvio lungo cercando Viezzoli, duello difficile con Scotto Riminico, bell'anticipo di Spazzali. Poi Kmet sulla palla vagante, la tiene sulla linea, percorre qualche metro, avanza un po', vuole il sinistro morbido, secondo palo, grande sponda e splendido gol dell'Atletico Zip che fa 3-2. La sponda di Seibold per Viezzoli, fatte le debite proporzioni, tocco di testa tipo quadrado per James Rodriguez nel recente Colombia-Uruguay. Non si è fatto ingolosire dalla vicinanza alla porta, ma regalato a Viezzoli il più facile dei gol. Adesso tutto riaperto, Visintin fermato sul pallone, controlla Barbato, non poteva nulla sui 2 gol incassati. Bertocchi porta palla, cerca Koren, attenzione, scivola l'avversario, paratissima qui a tenere a galla i gialloneri, scivolato Erbi, molto sfortunato nella circostanza. Poi Visintin prova il controllo, colpisce forse col braccio. Situazione delicata per lui, conquista probabilmente il massimo, cioè la rimessa laterale. E qui un po' addormentata la squadra giallonera, non va in pressing sul portiere. Koren smorza bene per Bertocchi, ancora Bertocchi sul mancino, ancora salvataggio del portiere avversario. Poi vuole il tunnel Favento in una zona di campo parecchio complessa. Alla fine calcio d'angolo per il Pab Ambasciata Zappabombe. Testa alta il numero 4, ritorna a destra da Spazzali, viene incontro Viezzoli, riceve. Bella la Veronica, appoggia poi a sinistra dove c'è Seibold che la tira in campo. Va a puntare Sartori, tocco all'indietro, Favento ha un po' di spazio, prova il destro, Barbato sul primo palo. Altra grande parata anche questa, improvvisa la legnata di Favento. E ora calcio d'angolo, battuto teso dentro, ultimo tocco di Marco Kmet. Questa è la decisione di Naseddu. Siamo adulti, non ci scandalizziamo. Adesso Bertocchi pronto sul punto di battuta. Batte in velocità, Scotto Riminico, stop, bomba di sinistro. Mamma mia. Avrà bucato i guanti del portiere, forse si è aiutato anche con la traversa che ancora trema. E quindi aggiunta un'altra dose di sfortuna ai gialloblu. Quinto legno totale, 4 pali e una traversa. E sale Carlo Kenny a sinistra per Seibold, tocco splendido per Favento che forse doveva solo scansarsi o sfiorarla appena e invece la impatta quasi piena e la sfera finisce alta. Che occasione anche questa. Occhio a Seibold con Ivan Piselli proprio davanti al cono visivo del portiere avversario Barbato. Parte Kenny, il suo sinistro rasoterra, ancora Barbato ci arriva. C'è però Viezzoli, non è finita questa azione. Retropassaggio, un po' andante, la rovescia di prima intenzione Kenny. Viezzoli riesce a recuperare il pallone prima che esca. Ripropone al volo, Ivan Piselli mette in out. Pronto Sartori col mancino.
parte lui, il sinistro che scende, pizzico troppo tardi. Ha messo comunque 2 giocatori in barriera, il portiere dell'Atletico Zip che non si fidava evidentemente. Soluzione comunque non distante dai pali. Posizione un po' defilata, distanza non dico proibitiva, insomma, ma notevole, e comunque ne mette 2 Barbato. Arriva il fischio di Naseddu, parte Viezzoli col destro. Pallone che non prende il giro, per poco non diventa un assist per Marco Kmet. Non può arrivare su questo autentico bolide del capitano giallonero. E allora quasi tutti dentro, pallone basso, Koren col ginocchio. Ancora Seibold, scambia corto con Erbi, adesso nell'insolita veste di attaccante, il tiro che passa e la palla in rete. 22esimo minuto, si pensava che fosse un assist quasi, e invece il tiro lemme, ma neanche tanto, si infila beffardo nell'angolino basso. 3-3. Rimonta completata per l'Atletico Zip da 3-0 a 3-3, mancano 3 minuti scarsi allo scadere dei 50 regolamentari. Evoluzione della gara che avrebbe veramente del clamoroso. Sembra averne di più tra l'altro la squadra giallonera in questo finale. Pallone dentro impreciso, scotto di Minico, lascia a Barbato, errore nel rinvio. Marco Kmet accelera la conclusione. Applausi comunque dalla sua panchina. 1-10 allo scadere. E poi vedremo se e quanto recupero ci sarà, qualora dovesse rimanere tale la situazione in campo. 2 supplementari da 6 minuti. È tempo ormai scaduto, vedremo se qualcosina da recuperare ci sarà. Ivan Piselli. Non c'è tempo, e allora era finita agli shootout la prima gara degli ottavi di questa serata Crazy League, la seconda invece nettamente conquistata da Case e Case 7-2, e anche la terza, come la prima, si concluderà quantomeno ai supplementari. Vedremo se i prossimi 12 minuti basteranno per far qualificare o il Pub Ambasciata Zappabombe o l'Atletico Zip. 3-3 al fine dei tempi regolamentari. E allora sono iniziati i supplementari, seconda delle 3 partite di questa serata che necessitano dell'overtime, per usare un gergo gestistico. Era andato sul 3-0 il Pub Ambasciata Zappabombe nel primo tempo, poi in chiusura di frazione al 20esimo il gol dell'Atletico Zip con Spazzali aveva riaperto un po' il discorso. Viezzoli subito in apertura di ripresa ha riequilibrato quasi la situazione, definitivamente messa in parità da Seibold a 3 minuti dallo scadere. E allora 3 pari. Supplementari da 6 minuti ciascuno, ricordiamo. Qui si gioca da una quarantina di secondi. Koren resiste, riesce ad andarsene di forza nonostante le proteste giallonere. Si salva con un pizzico di fortuna anche con i piedi, con il portiere dell'Atletico Zip. Proteste verso Naseddu. La battuta di Bertocchi, ancora Koren a vuoto. La correzione sul primo palo. Favento fa ripartire Viezzoli, che poi vuole tagliare il campo. Attenzione, c'è il buco di Umar. Spazzali dentro per Favento. Rimonta completata. Arriva il sorpasso dell'Atletico Zip. Terzo minuto e 10 secondi. Favento, che fin qui aveva le polveri piuttosto bagnate, questa davvero non la poteva fallire. Ottima l'idea di Viezzoli per far partire il contropiede. Sfortunato Umar. In pratica si è visto passare il pallone sotto i tacchetti. Bravissimo Spazzali. Mentre sta per iniziare l'ultimo minuto di questo primo supplementare, ancora 7 minuti e spiccioli di speranza per i giallo-blu. A questo punto sono loro a dover rincorrere. Parte Spazzali, raso terra, la tiene lì Barbato. Subito a Bertocchi. E va a lungo da Koren, col petto prova ad addomesticare. Piselli col sinistro, defilato. Finisse così dovranno anche maledire la sfortuna
quelli del pub Ambasciata, perché insomma 4 pali e una traversa non è cosa da tutti i giorni in una partita. Per il momento finisce senza recupero il primo supplementare. Tempo di cambiare campo e poi si ripartirà sul 4-3 per l'Atletico Zip, decisivo Favento in questo primo overtime. Ci siamo, il fischio di Naseddu, si riparte per il secondo supplementare di questo ultimo ottavo Crazy League. Domani le ultime 2 partite e avremo il quadro completo delle qualificate ai quarti in una serata che comunque non avrà solo il calcio, come sempre basket, volley, tanto contatto tra Herbie e Koren, proteste colorite qui dei gialloblu. Aveva una buona visuale comunque Naseddu, che non fa una piega e lascia giocare. Poi Favento in mezzo a 2, gli sradica il pallone Buzzanca, errore poi di Scotto di Minico, parte Spazzali che prova da centrocampo, sfera che si alza, tiene palla Buzzanca, ancora il numero 6, si allarga Piselli sulla sinistra, solito pallone per Koren, duello con Herbie, la palla carambola sul braccio. Koren contro il portiere del quale non abbiamo il cognome sulla distinta, ce lo faremo dire da lui magari a fine partita. Naseddu, arriva il fischio, parte Koren, sinistro, la parata, intuisce e va giù in una frazione di secondo, parata non facile, sinistro non angolatissimo ma comunque andante, tiene il polso molto fermo l'estremo difensore dell'Atletico Zip. E rinvio lungo dell'estremo difensore dell'Atletico Zip, Favento, attenzione a questo sinistro con Barbato che la toglie dall'incrocio, controllo forse nell'intenzione a rientrare, gli è sfuggita la palla e di fatto ha scartato così Scotto di Minico. Buzzanca prova a tenerla, pallone forse è uscito, no, si continua a giocare. Carlo Cheni, Viezzoli, sponda di testa, occhio a Favento che può provare a chiuderla, sinistro sporcato, Barbato ancora. Altra parata estremamente complessa. Rientra intanto Visintin, fuori Humar, tutto per il pub Ambasciata alla disperata ricerca del pareggio. In attacco però ci sono gli avversari con Viezzoli, palo clamoroso e un legno lo colpiscono anche i gialloneri, nulla a che vedere con i 5 dei gialloblu, però insomma sfortunati anche quelli dell'Atletico Zip. Altro corner morbido, stavolta secondo palo, Koren si aiuta un po' su Herbie, difende la base del palo il portiere. C'è stato lui, non il sesto legno della partita dei gialloblu. Adesso ancora Visintin, morbido, smanaccia il portiere, c'è Bertocchi che prova il destro a giro, diventa un assist e poi ancora il tiro che finisce fuori. Avevamo chiamato il sesto legno, arriva il quinto palo oltre a una traversa per gli zappabombe con Ivan Piselli, davvero incredibile, da non più di mezzo metro. Giocata non molto saggia perché poteva tenerla, invece la regala agli avversari. Koren la prolunga, Bertocchi, salvataggio alla disperata del portiere. Fino all'ultimo centesimo di secondo, emozioni. 1 minuto di recupero, dice Naseddu. Disperato tentativo. Bertocchi sulla bandierina. Calcia sul primo palo! La palla che passa! Impossibile! Corridoio impossibile! Aveva già il fischietto in bocca Naseddu, credo che ci sia il tempo solo del calcio d'inizio, anzi no, che beffa atroce per l'Atletico Zip. E Bertocchi, come hai fatto Marco? Come hai fatto a far passare sta palla? Ma una spiegazione lui ce la dà, certo che insomma ci sta anche un po' la bravura perché proprio la base del palo sul primo palo, poco astuta e poco fortunata anche la squadra giallonera perché l'uomo sul palo si è scansato all'ultimo ed è arrivato quindi il più beffardo dei gol. Finisce così 4-4 questa partita, non bastano i supplementari, tra pochissimo gli shootout.
Si aspetta il fischio di Naseddu che arriva a parte Kmet. Contro Barbato, Kmet. Barbato ci mette il petto. Era andato per terra. Sembrava essersi aperto lo specchio Marco Kmet, che invece impatta contro il petto di Barbato. Primo shootout, primo errore. Fischia Naseddu. Parte Visintin, raso terra con il destro, chirurgico, preciso più che mai. Vantaggio per il Pub Ambasciata Zappabombe, Cristiano Visintin. I complimenti della panchina. Fischia l'arbitro e riparte. Erbi davanti al portiere, forse sfiora con le dita col guantone sinistro Barbato, ma la palla si insacca nell'angolo. Parità. 2 esecuzioni, un gol e un errore per l'Atletico Zip. Ivan Piselli col sinistro. Poteva forse fare ancora qualche passo. Ci mette il piede Smilovic. E allora tutto di nuovo in parità. E adesso Gabriele Spazzali, giocatore che ha avviato la clamorosa rimonta dei gialloneri. Spazzali con il destro, raso terra, anticipa l'intervento di Barbato, calcia con mezzo passo di anticipo e questo è decisivo, trova lo spazio allora e va in vantaggio l'Atletico Zip. 2 gol su 3 tentativi. Ora tocca a Umar che vuole pareggiare i conti, colpisce però malissimo col destro. Si supera Smilovic che battezza l'angolo giusto. Errore pesante questo di Umar. Adesso Favento che aveva dato il 4-3 nei supplementari ai suoi. Parte Favento. Si allunga un po' il pallone e resiste Barbato che lo ferma subito. Tentativo con Marco Bertocchi. Per andare a pareggiare i conti il numero 21 davanti al portiere, piatto con deviazione, ancora Smilovic e qui si è superato perché era preciso il piattone di Marco Bertocchi. Parte il capitano, vuole la finta sul portiere, fa andare a terra Barbato che però resta in piedi quel tanto che basta. Koren se la prende comoda, finta straordinaria, ma perde tempo, scadono i 6 secondi, clamoroso, clamoroso. Aveva fatto una finta spettacolare, ma ci vogliono 6 secondi per andare a concludere. E Diego Koren ce ne mette uno in più. Scade quindi il cronometro, tutti su Smilovic. L'Atletico Zip passa il turno e si qualifica ai quarti di finale della Krese League. Rimonta pazzesca, partita pazzesca, 3-0 Pub Ambasciata nel primo tempo. In chiusura di frazione gol di Spazzali e 3-1. Poi nella ripresa Viezzoli e Seibold a portare le squadre ai supplementari. Favento porta in vantaggio l'Atletico Zip all'ultimo secondo dei supplementari, pareggio di Bertocchi direttamente da corner e poi agli shootout più precisi quelli dell'Atletico Zip, salvati anche molte volte da proprio portiere Lorenzo Smilovic oltre che dai pali. Rimane prima di congedarci soltanto il ringraziamento ai principali sponsor: Krese Cup, Danfer, Centro Commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, NCA Web, nuova casa dell'adesivo, Centro Revisioni Prosecco, Poliambulatorio Fisiosan e Decathlon Muggia. E adesso tocca anche a noi andare a mangiare qualcosa.